Waiu, prima che parte il video iscrivetevi tutti al canale, arriviamo a 100.000 iscritti perché sono sicuro che piano piano ce la possiamo fare. E Waiu, ciao! Benvenuti bentornati sul canale Sperallan, siamo qui oggi con un nuovo video e oggi ragazzi, come vedete, torna sul canale Roberto! E puoi salutare? Mi sembra la stessa cosa, ma passo qua no. Ciao! Oggi ragazzi, come avete visto dal titolo e dalla miniatura, 50 domande challenge. Quindi 50 domande sul mondo del calcio che farò a Roberta, ma per ogni risposta esatta ti regalo un euro. 1 euro, pensavo 50 euro, non risposta esatta. È bello, già tutti i soldi che tu pigli quotidianamente vuoi studiare 50 euro ogni risposta. Scusa, metto calcio 50 euro. Perché sono 50 domande, quindi un euro a domanda sono 50 euro. Ma è bello, 50 euro a domanda, e che mi hai pigliato? Amo. Abbiate un briatore, ma pigliato. Però queste 50 domande le ho divise in 5 blocchi da 10 domande. Quindi il primo blocco sarà composto da domande e risposta, cioè nel senso subito di rispondere, che sono facilissime. Quindi se non rispondi subito, innanzitutto stai inguaiato. Secondo, non oso immaginare quello che può succedere dopo. Perché? Perché il secondo blocco è a risposta multipla. Qua ti do una piccola mano, ci saranno 3 opzioni per domanda. Il terzo blocco invece sarà indovina il calciatore dalla foto. Ti farò vedere le foto del calciatore come facemmo un video vecchio. Che buono. Ti posso fare io una domanda? 50 euro. Te la vado rindono? Il quinto blocco invece sarà molto simile. Indovina l'allenatore dalla foto. Quindi farò vedere le foto degli allenatori e tu dovrai dirmi chi sono. E il quinto blocco, quindi le ultime 10 domande, è a sorpresa. Non mi ricordo già. Già tipo il primo blocco. Cominciamo. Che passa stasera, animato. Allora, cominciamo subito. Le prime 10 le ho chiamate domande facili, perché come ti dicevo sono molto semplici, c'è proprio di cultura generale del calcio. Quanti scudetti ha vinto il Napoli? Vabbè, amo. 3. Ma questa la conosco. Ah, quella cheat che è facilissima, cioè si manca che si sa viva, pensi che... Scusa, stiamo facendo da un anno e mezzo a 3. 3. Non c'è 2 senza No, 3. io sono il corno che tiene, 3. Allora, seconda domanda. Questa pure è facilissima. Qual è il soprannome di Francesco Totti? Aspetta, lo so, aspetta. No, aspetta, lo so, stai zitto. Chi sta parlando? Non lo so se è giusto. Cioè, mo mi viene questo. Però non è questo, è un altro. Già Qual lo è? so, il re di Roma. No, amore, non me la dire perché me la ricordo. No, ma no, Io già l'hai dato. 7 re di Roma. Già l'hai dato. Vabbè, uno dei re di Roma, però non è così. È l'ottavo. R? È il pupo. È il pupone. Ma devi dare, No, non no, tu rompe sono lei. 2 R, No, sì. no, hai sbagliato. La prima risposta è quella che vale. Quando money. La prima risposta è quella che vale. Vabbè, vai. Terza domanda. Dimmi attualmente dove gioca Cristiano Ronaldo? Attualmente. Ora. Lo so, sicuramente non in Italia. Sicuramente non perché sarà rumeno. Grazie. No, sicuramente non in Italia. Ma non è una risposta, mi devi dire il nome della squadra. No, ma che domande sono? Queste sono domande facili per un incompetente? No. Comunque è a tempo, questo video. non è- In Turchia. hai avuto a fottere la pianta dei capelli. Perché sono domande in Turchia? Non. No, in Arabia Saudita, Al Nasr. Sa Ah, manco ho che re- vinto, sono 3 euro. Ma che sono 3 euro? Due risposte sono 3 euro. E come stai Una mangiando? multa però. Multa, stiamo facendo un incontro di pugilato. Andiamo alla quarta, stai a un euro. No, so a 3 euro. Stai a un euro. Dabbi a parare i persi. No, vabbè. Quarta domanda. Non ci penso niente. Come si chiama Giroud? Giroud. E chi lo sa? Giroud. Ma tu mi devi dire tipo come si chiama il cognome o tipo magari ti posso dire il nome. Ti dico nome che ne sai chi è? Il Ti dico... cognome? Perché Giroud è il cognome. Normale. Ah. Io pensavo che era il nome. Giroud, napolitano, chi stai Ciro? Giroud. Che ne so, pensavo che era il nome. Dicevi, che ne so io. Vuoi appusare in mano a cango? Quindi Giroud è il cognome. Come si chiama? Allora è francese. Quindi come si... Dominique. Giroud. È giusto. Dominique è un nome francese. Si chiama Olivier. Dove In gioca? italiano Olivio, come si chiama? Olivia. Olivio. Olivier. E quindi in italiano? Ma che c'entra come in italiano? Vabbè, che ne so, per esempio Dominique in italiano Domenico. Oppure... Francesco, a Mannanzi. No, François. Andiamo avanti. Chi allena il Bologna?
Cioè, ma questo, cioè, Ma è facile perché sta facendo parlare di tutta l'Italia. Generale. Sta facendo parlare di tutta l'Italia. Semplici, del primo blocco. Vabbè, a Rob tronco pure gli indizi. Cioè, sta facendo parlare di tutta l'Italia. Il Bologna perché comunque sta in posizioni alte. Secondo me Sarri. Ma Sarri gioca, cioè, sta con Napoli? No, vabbè. Mannaggia. Prima giocava nell'Inter, poi è passato alla Roma. Il suo ruolo è attaccante. Chi è? Posso dire una cosa, io dell'Inter conosco solo Lukaku. Ed è lui. Ma tu tiri un culo rotto esagerato. Ma veramente? C'è un giocatore in coppa faccia la terra, sai? Veramente è lui? Eh sì, perché prima giocava dall'Inter, poi E avevo non vinto a gioca Roma. più nell'Inter. No, avevo vinto a Roma. Ma io sono troppo forte. Ma vedi, io sono troppo forte. Sono troppo forte. Punto. Non lo so. Vai. Settima domanda. Messi è diventato grande in una squadra in particolare. Quale? Se è facile. Lo so, però io mi confondo sempre tra Messi e Cristiano Ronaldo. Sì, Chi stiamo gioca dicendo, di merda qua, la chi cioccolata. gioca di là. Messi gioca nel Barcellona. Gioca, cioè è diventato grande nel Barcellona. Vero? Vabbè, questo Ma è lo facile. so, ma io lo so perché ti ho detto. Allora, a me piace il Real Madrid come squadra, ok? Il Real Madrid mi ricordo che ha la maglia bianca con il cerchio tipo oro, mentre il Barcellona c'ha la maglia bordeaux, diciamo, e blu. E quindi adesso mi sono ricordata Messi con questa maglia bordeaux e blu. Siccome bordeaux e blu è Barcellona, Qual è la squadra che ha vinto più Champions League? Champions, cioè nemmeno, cioè tu non mi dici chi è la squadra che ha vinto più coppe d'Italia, come si dice? Ah, chi la sapesse? No, vabbè, ma uno va così. Champions. La squadra più titolata, chi lo sa pure. Cioè, quello Real perché non è... Madrid, secondo me. Sono brava, sono brava. No, di nuovo culo, non sei Guarda, bravo. quella è la mia squadra preferita. Dopo il Napoli. Nonna, che sto veramente, guarda. Chi ha vinto il mondiale nel 2006? Il mondiale nel 2006. Vabbè, questa la so cioè la so proprio. Ce la sai troppo. Lo so troppo. La Francia. Ci credo, vero? No, sbagliato. Dunque, manca la risposta esatta, non fa niente a mird. Passiamo alla decima domanda, che è meglio. Ultima domanda di questo blocco. Capo di Roblox. Chi è il calciatore brasiliano noto come o fenomeno? Spesso viene chiamato pure il fenomeno. Cioè, proprio un nome, il cognome suo, il fenomeno. Allora ti do un indizio, che questo è un grande indizio. Il suo cognome è uguale a quello di un altro grande campione che già abbiamo citato. Chi è questo? Il tuo cognome? Come hai detto? È uguale a quello di un altro campione che abbiamo già citato in queste domande. Il fenomeno. C'è sta il cognome, il fenomeno. Sempre viene chiamato così. Non li conosco questi giocatori brasiliani, ma non ti ho mandato un Brasile. Ronaldo è il fenomeno. Sei inguaiato proprio. Mo, ma chi sta passando Ronaldo il fenomeno? Chissà c'è Ronaldo e chissà non Ronaldo il fenomeno. Quindi il primo blocco hai guadagnato 4 euro. 4 euro. 4 euro che stai inguaiato. Hai vincito l'Italia nel 2006, no la Francia. Ah, lo sì. Vabbè, però era Francia contro Italia. Sei inguaiato. Passiamo al secondo blocco di domande dove un po' di aiuto te lo do perché sono a risposta multipla, quindi per ogni domanda ti darò 3 opzioni, cioè pure se stai inguaiato almeno ci puoi arrivare per esclusione. Prima domanda, chi ha vinto il pallone d'oro del 2021? Ronaldinho, Messi o Mbappé? Secondo me Messi. Quello tutto che tiene. Ma perché è l'unico più forte. Sì, fatti sentire chi di là, fatti sentire chi di due. Ronaldinho e Mbappé. Hai di fenomeno. Sono scontro. No, sono forti. Sono scontrini sì. di fortizia. Sono scontrini. Ma scusate, voi dici Messi, non me lo metterà Messi in mezzo. Poi l'ha vinto lui, però. Quale squadra di Londra è conosciuta come i Blues? Tottenham, Chelsea o Arsenal? Stavo di sbagliare, Già stai a 5 euro. Lo so. Sai perché mi sono ricordata la maglia? Come? Chelsea. Tu sei un Chelsea. Ho ragione? Sì. Ma io... Mi da bere pure lo stadio, mi da bere. Ma io sono troppo forte. Prima hit che non sapevo niente. E vabbè, sono comunque una... Uno che tiene un culo mocco che sei a 6 euro, mannaggia. Quale squadra ha vinto la Coppa del Mondo nel 2018? Francia, Croazia o Belgio? Secondo me qua è Francia. È vero, è vedi, giusto. non mi ricordavo, perché mi ricordavo che una volta ha vinto la Francia, una volta ha vinto... Ma nel 2006 chi l'era? Questo è il 2018, ho passato 20 anni, si può dire. E vabbè, che ne sai? Chi è il terzino destro titolare del Napoli? Te l'hai fatto facile, ne capito. Ma che ne so? Mario Ma Rui, secondo- Di Lorenzo Zanoli. Ma
Ma Zaniolo non lavora, non gioca nel Napoli. Zanioli, no Zaniolo. Chi è Zanoli? Quando è venuto a Napoli sto Zanoli? Sì. Zaniolo non è il fidanzato di quella, è il marito di... Ce ne fotte, mo se ce ne gossip. Se assomigli nei cognomi, ma chi è Zaniolo, chi è Zanoli? Ah, e chi erano questi qua? Mario Rui di Lorenzo Zanoli. E ma che hanno fatto? Una rapina. Chi ho con coppa la fascia destra con Napoli? Ah, terzino! Destro. Destro. Chi era? Oh, mi sono dimenticata. Ma tieni problemi? Veramente sono dimenticata. Mario Rui di Lorenzo Zanoli. Secondo me, però, se vinco Mario Rui. Ma che vinci? Una carocchia in capo? Siamo anche a differenza tra destra e sinistra. Destra di Lorenzo, sinistra Mario Rui. Il problema è che non so né il terzino chi è. Terzigno? Terzigno, come si dice? A città. Terzigno. Cinenolo. Chi è l'allenatore del Milan? Pioli, Calzona o Ancelotti? Ancelotti. 50 anni fa. Ma chi è sto Piona? Cioè tu hai unito Pioli a Calzona, Piona. Cioè se l'allenatore del Milan si unisse con quello del Napoli formerebbero Piona. Ah, che non so tanto bene ci con la testa. Cioè... Ha giocato pure un cazzotto in campo. Per ogni vittoria nel calcio quanti punti vengono assegnati? Te lo dico io. Tre. No, buone. 8 euro, quanto sto? Faccio ragazzi, spero non sbagli mai, Zlatan Ibrahimovic è... Che è? Un giocatore. Moldavo, croato o svedese? Zlatan Ibrahimovic. Mondavo. È vero? Ma quale Moldavo? Cioè potessi capire che diceva croato, perché tutto quanto finisce con Ic, Vucinic, Isasic. È svedese comunque. Che numero di maglia ha Cristiano Ronaldo? 10, 7 o 9? Questo è facile perché lo chiamano tutti quanti in una maniera. Non chiama mai nessuno Cristiano Ronaldo, lo chiamano CR. 7. Bravo. Quando stai? C'era 7. Quindi sei 7 euro? 9. Sì. Chi è l'attaccante più forte della Serie A attualmente? Osimhen, Lautaro o Haaland? Che somiglia a quello. Chi è l'attaccante? Haaland. Sceme, perché ho in Serie A Haaland. Che messaggio? Giochi in Premier League. Cretine, te l'ho messo apposta. Che ne so io? Che tu mi fai pure tra bocchetti. Dammi un altro schiaffo e senti. Dai, te ne vai. No, dai, zetta boffe ammazzate. L'ultima di questo blocco. Chi è il capitano della Lazio? Luis Alberto, Immobile o Yusai? Vabbè, a me questo la conosco, Immobile. Il resto è Immobile? Immobile, lasciami cadere. Non fa questo. Allora, siamo arrivati al terzo blocco. Il blocco è indovina il calciatore dalla foto. Quindi ti farò vedere 10 foto di 10 calciatori e tu mi dovrai dire chi sono. Allora, partiamo subito da uno dei top che ha avuto il Napoli nella storia e che devi sapere appena lo vedi. Ah, questo lo so. Davezzi. È lo stesso capello, vero? È lo stesso capello. A stiratura che finisce a cioccolata a cadere. La Vezzi era quell'altro. La Vezzi, se ci metti la Z finale, la Vezziz. Hai Ho sbagliato. Ho vinto. Ma che dici? Allora, se rispondi bene hai i soldi, se non rispondi bene hai un pack. Allora, questo è il secondo. Eppure questo, vabbè, chi sto usai, ma più che altro manco per una questione di calcio, proprio per una questione di gossip. Ah, sì, Balotelli. Uè, Maro. Sì, 10 euro, ti buscati. Vero? Enoch. Il fratello è più bello di questo. Enoch. Allora, altro campione del Napoli. Lui chi è? Questo è Kvaratskhelia. Come fai a sapere? 11 euro. 11 E euro. perché l'anno scorso ho seguito il Napoli, siccome io... Se è occasionale e mi devi manacare. Allora, vediamo lui, dello stesso capello mi. Chi è? Questo lo conosco. Io sapevo che conoscevo, ce l'ha messo. Mamma mia, come si chiama? E io godo quando non dire il suo nome. Che in tuo bagno? Zitta! Come si chiama? Subito? Come si chiama questo Cristiano? Non Dove giocava? lo so, comunque gioca in porta. È un portiere. Lo palazzo. Dici il nome di un Mamma portiere? mia. Te muovra, ma... Aspetta, lo so. No. Come si chiama? Mo tu dica, aspetta. Dimmi solo l'iniziale. No. Non vale, non lo facciamo valere, però dimmi solo l'iniziale. B.
Mi sono dimenticata, non me lo ricordo. Buffon. Ma quando mai? Quando era più giovane. Ma veramente? Non l'hai riconosciuto? Ah, ma non è Buffon. E infatti è Donnarumma. Hai visto? Donnarumma, brava. Bravo, è normale, se non lo sapevi come te proprio, Non no? era Buffon, scemo. Vediamo lui. Lui è un campione assoluto. E lei sapeva per forza pure Is, perché sicuro l'avrai sentito. Ci facci miei fuochi d'artificio che è Natale? No. No, niente proprio. Se ti dico Tartarughe Ninja, che ti viene in mente? Cartone animato. Come cartone animato? Donatello? Donatello. Si chiama Donatello non era... Patata. Mbappé. Come fai a non sapere? Ma pure rima. Cioè, Mbappé. Ho capito. Che risulta così? Mi ricordo Mbappé, me lo ricordo, però non lo riesco ad associare a una persona perché non l'ho mai visto, cioè non mi sono mai interessata a sapere chi è Mbappé. Mbappé. Non ho mai avuto quel fatto di dire fammi vedere un po' chi è Mbappé. Cioè, non è che ti uscì la mattina e dici... Ma fammi vedere un po' chi Chi è è Mbappé. Mbappé? No. Mbappé a te, 1, 2 e 3. Chi è lui? Ma amore. Io mi sembra amare. Insieme. No, a Dois. Sempre. Sempre. Quando eravamo piccolini andavamo sempre a male da lui. Fanculo. C'è zic. Quando eravamo piccoli a Esempio. Sorrento. Io ma sorriendo a mare? No, più piccini, non stiamo insieme. Ah, Vai a casa voglio aiutare. A lui, ma bash. ma io e te? Ma tu lo sai che ero a mare? Ma tu che ne sai io a lui a mare? Appunto. Non stiamo insieme. Appunto. Arrivi a mare. Abbascia? Abbascia? Arriva a mare, come sacci? L'ho sempre detto dove andavo a mare. Cioè, lo sanno tutti quanti. Ma scusa, sei un napoletano, ok? Un napoletano medio. Allora a mare abbascia? Lascia sceso. Ah, quando abbascia la accesa sta a mare. Oh, allora a mare, ma che abbascia? Abbascia la gong. Riproviamoci. Allora tu, allora a mare, ma che abbascia? Abbascia la spiaggia. Ma devi dire un posto, no abbascia la spiaggia, abbascia. Allora abbascia? Ti ho detto... C'è un posto proprio di... Mo sincero, un posto popolatissimo dei napoletani in vacanza. Allora abbascia? Allora abbascia? Oh, ma fratello, come si dice? No, c'è un altro posto, proprio un posto, cioè che tu non vai là, tu vai a Napoli perché sta solo Napoli là. Allora abbascia? Senti quello che stai dicendo? No, non sto capendo niente. Ti giuro, non sto capendo proprio niente. Cioè, io che devo dire? E dici nuovo posto, e dici. E dici. Ci capito, ma per esempio quando ci arriva a meta a mare, no? Abbascia a meta. Ma no, tu a Roiv, me ne foto a Roiv. Ma poi che cazzo che con chi? Io con a me chi? Cioè, sei un me la spiaggia. Anche là, che... Non sto capendo niente. È vero. C'è cheese. Allora abbascia. Tu che cazzo ne so? Esce con calma. Un posto dove vanno tutti i napoletani a mare in estate. Cioè, ma tutti quanti? Sicuro pure tu ci sei passato. Ma che è una crisi. Ugnomedis non è un nome della spiaggia. Ugnomedis è una regione d'Italia. No, a Napoli, dove vanno tutti. A Scalea. E quindi? Abbascia? A Scalea. Abbascia Calabria! Calabria si chiama questo tizio! Calabria! Abbascia Calabria! Amore, ma tu non stai buono a capo. Chi è lui? Ma no, questa gente non la conosco proprio. Non l'hai vista? Mai. Ma che è sfuggito? Anche per caso. Ti do un altro indizio. Diciamo che ti mettono su di lui quando ti fai male, che ti hanno portato fuori. Barella. No? Barella. Brava, eh? Ma mi stavo sentendo male prima. Chi è lui? Non ci credo. Dove gioca? Della Roma. Dici un nome? Chi è? Il nome dei giocatori della Roma? No, no, chi è lui? Le dici perché non te la posso far valere come risposta sbagliata se non lo dici. Ma dammi già così taserato. Chi è questo? Ma io non li conosco. Cioè, io veramente. Sicuramente è un cognome strano. È Lukaku. Cioè ti Guardate. rendi conto che tu non sai chi è Lukaku? Cioè che è Kiste tra l'altro. Cioè tu non sai la faccia, l'unico quadrunque per la faccia della terra che sai. Kiste. Chi è lui? Ma che testi capello? Mi sembra, come si chiama quel cartone? Da più pare delle spalle a Bob. Bravo, quello. Si chiama Telespalla? No, Bob? no. E come si chiama? Immobile. No, non è immobile, lo so. Gue? Guest. Gue?
Gue Pechegno. Non lo conosco. Sbagliato. Guendouzi. Ma Guendouzi. Tu Guendouzi. No. Guendò no. No. Tu Guendouzi. Guendò no. Allora, l'ultimo giocatore. Chi è lui? No, questo è qualcuno delle persone conosciute. Come? Degli influencer tipo, Perché? No, ma non è un giocatore, si vede. Mi dispiace per lui, ma non si vede, è un giocatore. E chi è? Dove gioca? Gioca nella YouTuber League. Ma chi è? Non lo so. Dici un nome. Chi è? Un influencer italiano. Amore, non lo conosco. Campo? Campovolo. Campovolo. Che le facessi fare un volo? E come si chiama? Campolunghi. Allora. Finisce qui il terzo blocco e ti sei portato a casa 12 euro. E abbiamo adesso il quarto blocco di domande. Altre 10 domande, ti farò vedere 10 allenatori diversi e tu mi dovrai dire chi sono. Partiamo subito da lui. Chi è? Ah, questo lo conosco. È lui, è lui. E che ne sai, chi sai? Secondo me sì. Chi è? Sarri. Culo in bocca. Baciami la mano. 13 euro. Perfetto. Chi è lui? Questo è famosissimo. Wow, questo lo conosco. Chi è? Secondo me è lui o non è lui? Che ne so chi sta. Ancelotti. Poi Baciami. chi è lui? Che sta saccia. Che sicura sai? Aspetta. Ok, la conosco. Vai. Con te Partirò. Baciami la mano. Quindi chi è? Andrea Bocelli? Vai. Conte. Mazza che tiro, ma quando stai facendo? Già hai fatto 3 euro. Amore, sì. Chi è lui? Mamma mia, questo lo conosco. Quello che stava in Napoli. È normale, era tutto uno apre da sta foto, non è che. Aspettate, quello che ci ha fatto vincere lo scudetto. Godo se non te lo ricordi. No, non è possibile, non me lo ricordo. Aspettate. Chi è? Andiamo, Agnelli mi viene. Te li mangiato oggi a pranzo, a Pasqua, si mangia No, l'agnello. non mi piace. Agnello che padano e che pasillo. Brava, Agnelli. Godo, Spalletti, come fai? No. Quindi sbagliato e quindi godo. Chi è Ma lui? non vale, perché l'anno scorso l'ho seguito. Ma questo così non lo conosco proprio. No. Chi sei su due frate? Io frate sempre. Io frate forever. Quale frate? Tu frate lui. Come si chiama? Cardi. I Cardi. per me. Tu per te. Chi è? Inzaghi. Non ci credo. Perché? E te lo culo rotto perché è Inzaghi. Chi è lui? Ma che dire che tiene? È famosissimo, allena il Liverpool e il suo cognome inizia con la K. Kvaratskhelia. Opati chi stai? Klopp. Chi è lui? No, questi qua non li conosco proprio, cioè veramente. Cioè tu mi hai messo tutti quelli che conoscevo all'inizio. Allora, il suo nome è lo stesso nome di mio zio. Giuseppe. Quindi? Ceppino. No, in napoletano, come si chiama? Pep. Bravo. Chi siamo? Pep? Woods. Pep? Peppo Luong. Pep? Pep? Conte. Pep Conte. Pep Guardiola. Amo. Allora, chi è lui? Allora, è un ex giocatore del Napoli, ma stiamo parlando proprio di tanti anni fa. Però attualmente allena il Brighton, che tu conosci. Chi è? De Sciglio. No? De Figlio. No De Sciglio, no De Figlio, ma De Giglio. De Giglianolo. Vabbè, a seguire. E Giglia Bruciano. Ma De Zerbi. Marogna, stai guai. Io conosco solo a Zerbi Rudy. Vai con lui, chi è questo allenatore? Allora, lui è un ex giocatore e quando esultava faceva così. Violino? Esatto. Quindi viola. No, violino, che fa pure rima col suo cognome. Violino, quindi Girino. Dall'acqua. A te là tu tasse, come i pesci, dall'acqua. Gilardino. Sei ancora a 16 euro? Chi è Wow, lui? non riesco L'ultimo a allenatore. Che ridi, chi è lui? È Antonio Sbancature. Che allena? In Napoli, YouTuber League. In quale torneo? Summer Cup. Super No, League. Winter. Allora, sono finiti i 4 blocchi. Sei arrivato a quota 17 euro, non è niente male. L'ultimo blocco ho detto che sarebbe stata la sorpresa. Infatti, l'ultimo blocco non sono 10 domande, ma è una domanda che vale 10 euro. Perché? Perché è una domanda che tutte le femmine non sanno rispondere. Una domanda.
che vale 10 euro, quindi puoi arrivare a 27. Se la sbagli, tronco 3 euro e chiude il regalo, tronco 20 euro. Che cos'è il fuorigioco? Allora, io lo so. Eh. Però lo devo spiegare a modo mio, non ti posso spiegare in maniera... non ti posso. Non lo posso spiegare in maniera tecnica. La fa capire. Lo faccio capire. Fammi capire. Allora, praticamente stanno tutti i giocatori su una fascia delle entrambe le squadre. Mo' se un giocatore va, quando tipo fa nel calcio, come si chiama? Mo' se un giocatore va al di fuori di questa linea, fuori gioco. Cioè, si È sembra... vero? No. Come no? Sì, allora no, allora me l'hai spiegato tu male, che tu me l'hai spiegato così, che praticamente c'è questa linea. Ma quale linea? Ma una linea immaginaria, cioè nel senso Fatti che stanno tutti questa. quanti, per esempio, i giocatori. Tutti quanti chi? I giocatori. No, ci sta una categoria di giocatori che stanno. E quelli là che stanno avanti. Chi sono? E non lo so chi sono, quelli che stanno avanti, quelli là che stanno annanzi, come si chiama? E battiendo. Il là che stanno più innanzi, stanno che i trom, no? E vanno tutti chiesa, vanno in là. Cioè sì, per esempio non conoscesse il calcio, il fuorigioco. No, quelli là che stanno avanti. avanti. Allora, spiegalo a una persona che non ha mai seguito. Verso la porta. Ok. Ok. Praticamente devono stare tutti quanti sulla stessa barriera, linea, come cazzo si dice. Comunque, sì, allora è così. L'ho fatto io, l'ho inventato io, va bene così. Chi sei andato fuori gioco? No, chi sta fuori gioco, fuori gioco. Tu fuori gioco tu L'ho hai. inventato io. Vai, rispiegalo. Allora, per esempio, mo uno deve tirare la punizione, come si dice? Quando da tirare la porta, questa è la porta, no? Allora, mo questo sta qua che deve tirare. Mo qua avanti si forma una barriera. Per se bene, proprio esempio. Parti da un'azione normale, un'azione di gioco. Per esempio, Fanno il centrocampista no, fa un lancio lungo all'attaccante. Fanno un lancio lungo. Mo se questi qua che stanno qua avanti. Ah, oi, allora mi stai un attimo di far capire. Chi sono questi che stanno cannanzi? Sempre il giocatore. Questi qua che stanno qua avanti sono diventati. Non ti so dire il ruolo che hanno, cioè come si chiamano. I giocatori che stanno qua avanti. Comunque che devono comunque far arrivare la palla dentro alla porta. Mo se nel caso in cui questi stanno su queste due lì, su qua avanti. Mo se uno di loro va un po' più avanti rispetto agli altri, che sta prendendo il pallone e va più avanti rispetto alla linea che hanno formato gli altri, insomma una linea, cioè pure se non è perfetta, però questo va un po' più avanti della linea e prende il pallone e tira in porta, è fuori gioco perché non sta in linea con i suoi compagni, ok? Fateci sapere qui sotto nei commenti se secondo voi non facciamo niente. Non me la riesce. Se secondo voi la risposta è corretta, fatemelo sapere. Io per il momento t'abbia da 20 euro e ti regalo anche 3 euro in più rispetto alle domande. Se sotto nei commenti mi dicono sì, è corretta, allora ti do gli altri 7 euro. 20 euro. Quando 20 euro, cioè capire niente, sempre nei conti accapatoio. Vai giù, questo video finisce qui. Sarà fatto 20 euro per un momento. Se vi è piaciuto e volete altri video del genere con Roberta sul calcio o su qualsiasi altra cosa, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento, vai giù, iscrivetevi al canale, arriviamo a 100.000 iscritti. Dai, piano piano iscrivetevi. ce la possiamo fare e noi ci vediamo in un prossimo video. E vai giù, ciao!